Ciao a tutti, sono Yula. Io ho partecipato al workshop internazionale Curiosi del Territorio nel 2019. Adesso sto parlando dal centro della città di Budapest, dall'Ungheria. La situazione d'emergenza si è evoluta in un modo strano. Allora, finora ci sono più o meno 3.000 contagiati e più o meno 300 persone che sono morte. L'Ungheria adesso è divisa in due parti: Budapest e la zona che la circonda e la campagna. A Budapest, nel conglomerato, ci sono ancora i regolamenti di restrizione. Ciò significa che si può uscire di casa solo per certi motivi, tra i quali motivi di lavoro, motivi di salute, attività sportive, così via. Invece fuori Budapest si può andare quasi dappertutto, però mantenendo la distanza sociale, facendo attenzione nei supermercati, nei posti chiusi, dove è obbligatoria indossare una mascherina. Personalmente, per me questa situazione attuale è un po' difficile, come immagino anche per tutti noi. Io per esempio da 4 mesi che non sono riuscita ad andare a casa e non so quando riesco ad andare a casa. Non vorrei che i miei genitori abbiano problemi, nemmeno mia nonna che a Pasqua ha compiuto gli 80 anni, ma almeno abbiamo l'internet e così sono riuscito a salutarla con un video chat. Invece riguardo al turismo, essendo una guida turistica non ho lavoro come tutti quelli che lavoravano nell'ambito del turismo. Questo purtroppo non soltanto per il turismo, ma anche in tutti gli ambiti dell'economia si sente quello che causa questo virus. Quello che penso come potrà riprendere il turismo: prima sicuramente il turismo interno che comincia a riaprire, poi col tempo anche il turismo internazionale. Quello che secondo me sarebbe una possibilità se l'Unione Europea facesse una pianificazione riguardo al turismo almeno nella zona Schengen, e magari con questo si potrà ricominciare. Però purtroppo la situazione attuale è così fragile che non sappiamo come andrà avanti, però concludendo speriamo che andrà tutto bene.